Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti negli studi di TV7 Match, benvenuti ai nostri ospiti che ci faranno compagnia questa sera nella prima parte della trasmissione. Li presento subito, iniziando dalla mia sinistra. Abbiamo Alberto Panfilio, sindaco di Cona. Buonasera sindaco e grazie di essere qua. Al suo fianco Fabio Ballestriero, segretario del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia in Veneto. Buonasera. Buonasera Ballestriero, grazie anche a lei. Buonasera al nostro editore Ermanno Casen e ai nostri telespettatori. E poi Flavio Manzolini, esponente del Movimento Fare. Buonasera. No? Buonasera Manzolini anche a lei. Di cosa parleremo questa sera con i nostri ospiti nella prima parte della trasmissione? Parleremo di immigrazione, parleremo di migranti e dell'acceso dibattito che c'è in questi giorni. Allora, come sempre, anche quest'oggi abbiamo lanciato le nostre indagini d'opinione sulle nostre pagine Facebook, prendendo spunto questa volta da alcune anticipazioni che sono arrivate dal libro Avanti, che diciamo tratta un po' quella che è la linea di pensiero di Matteo Renzi e della campagna elettorale che ormai è già partita, alcune frasi che riguardano proprio i migranti. E allora Renzi dice basta con il buonismo, lo ius soli è sacrosanto, ma serve il numero chiuso per i migranti. Sicuramente una linea di pensiero che lo avvicina, anzi lo affianca a quello della Lega, del leader della Lega Matteo Salvini. Allora noi abbiamo chiesto ai nostri amici Facebook: i migranti, le proposte di Renzi sono sincere? Ecco qui il 100% in questo momento dei nostri amici Facebook ritengono che non siano attendibili quindi le proposte di Renzi. Ricordo che potete votare anche voi fino alle 22:45 sulle nostre pagine Facebook, quella di iReporter ma anche quella del gruppo TV7 e di TV7 Match. Vediamo anche l'altro sondaggio. Insomma, alla fine abbiamo chiesto ai nostri telespettatori: ma Matteo Renzi lo è o lo fa? E in questo caso qua dicono il 78,9% di chi ha votato dice che lo è e non lo fa. Quindi adesso andremo a vedere che variazioni potranno avere questi nostri sondaggi. Allora, adesso come sempre per TV7 Match la nostra apertura, la nostra prima parte dedicata alle ricorrenze storiche. E allora abbiamo la sigla, Memorandum. Memorandum. Storia e memoria. 1 luglio 1942. Sul fronte nordafricano inizia la prima battaglia di El Alamein. 6 luglio 1942. Mussolini invia in Russia l'8ª armata italiana, 229.000 uomini male equipaggiati. 5 luglio 1943. Inizia la battaglia di Kursk, il più grande scontro tra carri armati della storia. 1 luglio 1974. Muore Juan Domingo Perón, presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955 e dal 1973 al 1974. 6 luglio 1971. Muore a New Orleans Louis Armstrong, il più famoso musicista jazz del XX secolo. Allora, anche questa settimana tante ricorrenze importanti della nostra storia, dei nostri trascorsi non solo italiani. Allora, abbiamo 3 ricorrenze riguardanti la seconda guerra mondiale. Allora, le ricordiamo in questo servizio dove abbiamo, come dire, raggruppato i 3 avvenimenti. Sentiamo. 1 luglio 1942. Seconda guerra mondiale, fronte nordafricano. Inizia la prima battaglia di El Alamein.
Le forze italo-tedesche, guidate dal comandante Rommel, tentano la conquista dell'Egitto, scontrandosi con l'8ª armata britannica. La difesa e le controffensive degli inglesi bloccano l'avanzata delle forze dell'Asse. La vittoria inglese arriverà con la seconda battaglia di El Alamein, combattuta fra il 23 ottobre e il 3 novembre 1942. 6 luglio 1942. Mussolini invia in Russia l'8ª armata italiana, al comando del generale Italo Gariboldi. 229.000 uomini male equipaggiati in appoggio alle forze tedesche impegnate a Stalingrado. Alla fine del 1942, dopo aver spezzato l'assedio dei tedeschi a Stalingrado, i russi sferrano l'attacco decisivo. Le divisioni italiane male armate e in condizioni fisiche disperate resistono per 4 giorni, poi sono costrette a capitolare e a ritirarsi. Un anno dopo, il 5 luglio 1943, inizia la battaglia di Kursk. Si tratta del più grande scontro tra carri armati della storia. Le forze tedesche della Wehrmacht e l'Armata Rossa sovietica si affrontano nelle vicinanze della città russa. La battaglia si risolve con una decisiva e schiacciante vittoria delle forze sovietiche. Allora, 3 avvenimenti, 3 periodi della nostra storia particolarmente tragici, i nostri soldati al fronte, come avete sentito, male equipaggiati. Questo è stato un po' il tema conduttore di quella che è stata la seconda guerra mondiale, o comunque in alcuni fronti per quanto riguarda i soldati italiani. Flavio Manzolini, inizierei da lei. Qui abbiamo diciamo così, abbiamo raggruppato queste tre battaglie, questi 3 periodi che hanno lasciato il segno nella nostra storia. Diciamo, hanno dimostrato il valore dei nostri soldati, perché sia ad El Alamein che in Russia il soldato italiano ha disegnato le più belle pagine di quello che è il vero eroismo. El Alamein è stata ricordata anche da Churchill con una frase che è rimasta storica: dobbiamo inchinarci davvero a quelli che sono i resti dei valorosi soldati della Folgore. In Russia eravamo partiti d'estate e con un'idea che fosse una Blitzkrieg, come la chiamavano i tedeschi, una guerra lampo, e quindi non sono stati fatti i conti col generale Inverno. È da dire questo che molti soldati italiani hanno trovato sostegno nelle isbe di quelle che sono poi state le famiglie, le donne russe, no? C'è stata tutta una serie di filmografia su questa cosa, i girasoli con Sofia Loren e Mastroianni che ricordano un episodio di tanti soldati rimasti lì e mai più tornati, il sergente della neve di Rigone Stern, poi ripreso da Marco Paolini, no? Quindi chi ha visto queste pagine, questi momenti, si è reso conto di cosa era il soldato italiano e di cos'era un certo tipo di governo, un certo tipo di Stato Maggiore che pensava le cose in una maniera diversa da quella. C'è da dire questo che hanno riscontrato un po' tutti quanti: la differenza fra gli ufficiali tedeschi e gli ufficiali alleati inglesi, il rapporto che avevano con le truppe, come vivevano con le truppe, e la differenza degli ufficiali italiani. Se qualcuno ha avuto modo di conoscere, c'era una forma di altezosità da parte degli ufficiali italiani rispetto a quelli che erano i nostri soldati. Mangiavano in maniera diversa, diverso poi da quello che erano gli americani, il modo di gestire, di stare assieme alla truppa. E questo è un male grande italiano che stava addirittura ereditato dalla prima guerra mondiale, perché
quella per la truppa italiana è stata una delle pagine dove gli alti comandi hanno dimostrato la vigliaccheria, sia per gli ordini che davano quando li mandavano in battaglia al di là delle linee, sia per la decimazione che è stata fatta. Ci sono pagine bellissime di storia scritta un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Siamo andati fuori tema, no? Ma è per ricordare che il soldato italiano, nella sua semplicità, nella sua determinazione, si è sempre comportato con onore di fronte a impegni e a battaglie più grandi, sia quella di El Alamein e sia la Russia stessa. In Russia. Ecco, professor Kasen, un esercito italiano che partiva come dire, con un equipaggiamento che non aveva e con mezzi che non erano paragonabili a quello degli avversari o dei tedeschi. Anche. Allora, quello che lascia molto sbigottiti è che noi abbiamo creato nel ventennio un impero e siamo entrati nel secondo conflitto mondiale, uno dei più terribili, praticamente disarmati. Poi il carattere degli italiani, è stato detto giustamente, è quello che è in grado di fare i maggiori sacrifici, e quindi questa specie di genocidio degli italiani, che è stata la spedizione in Russia e comunque anche la spedizione in Africa, era determinato dal fatto che l'esercito non era preparato e i generali non sapevano quello che facevano, anche se proprio nella guerra africana alcuni generali, tra cui Italo Balbo, erano estremamente perplessi sulla vicenda, e Italo Balbo fu non casualmente fatto fuori da fuoco amico, cioè furono gli italiani ad abbattere l'aereo. Italo Balbo aveva avuto un incontro, una convocazione con il comando inglese che cercava di trovare una via d'uscita di una guerra che non si presentava come una guerra facilmente risolvibile. La spedizione russa fu ancora peggiore. Allora, mentre Hitler mandava i suoi carri armati, che aveva carri armati ed erano di una certa qualità, adesso abbiamo preparato anche delle immagini, non eravamo preparati con delle armi di questo tipo. Noi insistevamo per mandare le nostre truppe in Russia. A quell'epoca Hitler non le voleva perché li considerava un impiccio, cioè non eravamo in grado di poter tenere un fronte, quello del Don. Poi alla fine fece di necessità virtù e accettò, perché era costretto nella battaglia di Stalingrado, era costretto ad accettare comunque delle truppe che consentissero di mantenere una certa linea del fronte. Era un fronte di migliaia di chilometri e quindi necessitavano anche delle truppe di scarsa preparazione come eravamo noi. Ecco, senta, appunto dicevo, abbiamo delle immagini dei carri armati italiani, in questo caso possiamo vederli, quelli che sono stati utilizzati ad esempio appunto in battaglia come quella di El Alamein. Ecco, no? Questo che vediamo è il Fiat 300, era un carriarmato che non portava un cannone, il cannone fu messo successivamente, aveva una mitragliatrice, la torretta non era rotante e praticamente era la 500 dei carri armati dell'epoca. Era stato copiato da un carri armato austriaco, aveva poca capacità di manovra, ma soprattutto non riusciva a superare gli ostacoli e i cingoli erano troppo piccoli, per cui si piantavano per terra e non aveva capacità di movimento. Viaggiava circa a 10-12 km all'ora e quindi serviva soprattutto per creare un ostacolo alle truppe che avanzavano, ma di scarsa qualità. Vediamo anche quello successivo, eccolo qua, questo è un altro modello. Che partecipa alla main, non è ha una torretta che non è fusa come facevano invece le torrette tedesche e gli inglesi, ma è una torretta praticamente di lamiera piegata e con i ribattini. Allora non c'erano
si usavano questo tipo di sistema per saldare le lamiere. Vediamo i cingoli, anche questi che sono di scarsa capacità, e soprattutto le sospensioni che sono praticamente inutilizzabili. Questi nel deserto avevano poca possibilità, viaggiavano per strade, viaggiavano a 30 km all'ora, mentre nel deserto arrivavano al massimo a 15. Ecco, abbiamo anche i modelli, ovviamente, ecco, in questo caso questo certo. è un modello inglese, no, sì, inglese, un modello inglese. Sì, ecco, questa è la differenza, quindi i nostri soldati si scontravano con questi modelli che erano veramente corazzati, soprattutto proteggevano la parte cingolata, con i cingoli molto più grandi e una capacità e una velocità decisamente diversa. Vediamo quindi, anche le altre foto che abbiamo. Eccolo qua, anche questo è sempre un mezzo corazzato inglese nel deserto, questo invece sono i Panzer tedeschi di Kursk. È uno dei primi Panzer, e qui vediamo la differenza che c'era tra la produzione tedesca dell'epoca e la produzione italiana, quindi praticamente noi siamo entrati nel secondo conflitto mondiale, praticamente privi di carri armati. Rommel fu mandato nell'Africa perché dovevano con un colpo di mano riuscire a conquistare l'Egitto, ma soprattutto entrare in possesso del canale di Suez. Suez era praticamente la via di collegamento con il resto dell'Africa e soprattutto l'accesso ai pozzi petroliferi. Questo non riuscì perché naturalmente Montgomery fu incaricato a contrastare l'avanzata dei tedeschi e degli italiani, e quindi tutto finì praticamente, fu l'inizio della catastrofe. Ecco, vediamo, dovremmo avere anche i Panzer, questi qui sono quelli russi, T-34. E vediamo anche quello successivo. Eccoli qua, molto. No, questi sono Panzer? Sì, questi sono tedeschi. E questi sono ancora sempre la battaglia di Kursk, che è stata una battaglia dove le forze erano veramente imponenti. La più grande battaglia tra carri armati. Vinsero appunto, furono i sovietici, e fu anche la battaglia che poi aprì la possibilità. Erano rivoluzionari i T-34 sovietici, erano carri molto, molto avanzati tecnologicamente. Più difficile da colpire rispetto al design che avevano questi tedeschi. Non so se volete aggiungere qualcosa. Io sto facendo una riflessione. Maestriello. Uno spunto che mi hanno dato entrambi gli interventi che mi hanno preceduto, in ordine al fatto che mi sembra che veramente il tempo non sia cambiato, le cose non sono cambiate assolutamente. Io parlo del mio settore, no? Zolini prima parlava dello spirito di abnegazione, di sacrificio dei soldati. A me pare di toccarlo con mano un argomento di questo tipo, no? Proprio perché viviamo in un contesto, in un momento dove le forze dell'ordine sopperiscono per carenza d'organico, per carenze di equipaggiamento macroscopiche di cui abbiamo parlato più volte, insomma, voglio dire, cioè, quindi mi sembra proprio che siano passati 60-70 anni inutilmente e poi alla fine continuiamo a coltivare, diciamo così, gli stessi difetti che ci portiamo evidentemente avanti in maniera atavica da sempre, e non riusciamo ad approntare a confronto di altri, non so, penso nel mondo anglosassone le telecamere sulle divise dei poliziotti sono diventati ormai una cosa che da noi qui stiamo ancora discutendo se sia il caso di metterle oppure no, ma però nel frattempo ci apprestiamo, anzi l'abbiamo già fatto, a definire il reato di tortura ed approvarlo, no? Però insomma voglio dire, strumenti che mancavano allora e che mancano oggi, uomini che oggi come allora con spirito di abnegazione, di sacrificio continuano a fare il loro dovere nonostante tutto. Mi sembra che non sia cambiato proprio nulla, insomma, ecco, tutto là. Questa era la mia riflessione. Un'osservazione. Configlio. D'altronde non basta il coraggio nelle situazioni difficili, quelle cruenti della guerra, ma anche quello che viviamo tutti i giorni. Diciamo che la mancanza di strategia, di progettualità, purtroppo è causa di catastrofi, qualsiasi essi siano. In questo caso stiamo analizzando le guerre, cioè la sconfitta dell'umanità.
Oggi stiamo tuttora verificando, avendo delle similitudini dalla sconfitta di ciò che doveva essere il servizio pubblico, quello che dovremmo dare nella politica e quello che invece è la realtà, e cioè le catastrofi che stiamo vivendo. Bene, allora cambiamo argomento, parliamo adesso della morte di Juan Domingo Perón. Sentiamo. 1 luglio 1974. Muore Juan Domingo Perón, presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955 e dal 1973 al 1974, coinvolto nel golpe militare contro Ramón Castillo ed arrestato nel 1945. Perón viene rilasciato anche grazie all'appoggio del sindacato della CGT e alle manifestazioni di massa organizzate dalla moglie Evita, idolatrata dalla classe operaia e dalle masse popolari argentine. Nelle elezioni del 24 febbraio 1946 il sostegno popolare gli apre la strada per la scalata alla presidenza. La politica di Perón, mirata all'industrializzazione del paese e all'aumento di potere della classe operaia, si pone come una terza posizione tra il capitalismo e il comunismo. Ecco, un presidente che probabilmente ricordiamo più, come dire, per quello che ha fatto la moglie, quello che è stata la moglie, che non per quello che ha fatto diciamo lui, Manzolini. Che è molto romanzata l'ascesa di Perón, rientra poi nelle logiche sudamericane dell'epoca di colonnelli golpisti. Ma diciamo che il peronismo in Argentina, visto poi il supporto che hanno avuto i sindacati e che all'epoca erano i descamisados, questi che erano poi peronisti, ha avuto un forte movimento popolare. Qui quando parliamo di populismo lo vediamo in una chiave negativa. In Argentina invece è visto nella forma più democratica, cioè della vera partecipazione del popolo. Era un colonnello che sapeva parlare alle folle, ma giustamente, come è stato ricordato, ha avuto una compagna che gli ha dato grande lustro. Evita Perón, al di là di quelli che sono stati i musical dedicati, è stato un personaggio, gestiva una rubrica radiofonica, era super amata dai sindacati perché operava veramente nel sociale, era una donna che operava nel sociale. Poi ci sono state varie vicissitudini, varie leggende attorno a questo, però il peronismo è ancora diciamo appoggiato in Argentina, in sostanza è ancora sentito forte. Insomma, mi è capitato quando ero assessore alle attività produttive dell'entità veneta, di avere a che fare con dei governatori dell'Argentina, e l'immagine, l'icona di Evita come fosse una Madonna negli uffici pubblici era vista e sentita, insomma. Certo. Panfilio. Mi stai parlando allora, di Argentina e mi sovviene quel carattere forte e coraggioso di quella signora che è venuta da me circa un paio di mesi fa a dire: vengo a Kona per aiutarvi. Vengo a Kona per aiutarvi. E in lei c'era questo spirito, questo coraggio e questo sogno che è alla base di un popolo che vuole risollevarsi. Questo assolutamente è quello che io, trovando sempre una similitudine tra il passato e il presente. Una piaga che mi fa sempre pensare poi è quello che è successo dopo, con la repressione avvenuta in Argentina, e cioè la mancanza di libertà e dunque la lotta che deve essere sempre fatta nostra per i diritti di tutti, perché non ci sono libertà di serie A o libertà di serie B. Certo, professor Casa, in questa terza posizione viene definita a metà strada tra il capitalismo e il comunismo.
Cosa dice? No, è normale, cioè la conseguenza di quello che era il movimento dell'epoca. Attenzione, noi oggi abbiamo classificato il fascismo e il nazismo di destra, mentre il comunismo è di sinistra. Allora, Mussolini era socialista, era nazionalsocialista perché era fascista, quindi pensava al fascio, quindi all'antica Roma, e legava l'antica Roma, cioè le origini dell'antica Roma legata all'Italia dell'epoca, e quindi creava un mito. La stessa cosa fa poi invece con la razza Hitler, no? Adolfo, e fa il nazismo. È sempre un nazionalismo sociale, però è un nazionalismo sociale, certo. Cioè un capitale, è il primo tipo di capital socialista, no? Cioè da una parte è necessaria la fabbrica che produca eccetera, e dall'altra parte bisogna tenere buoni gli operai eccetera, e quindi non tanto il diritto degli operai, come verrà invece nell'evoluzione italiana e europea successiva dopo la caduta degli imperi, ma una sorta di buonismo politico. Difatti si chiamavano descamisados perché purtroppo la miseria in Argentina era tale per cui la gente andava senza camicia. La grande operazione che fece Perón fu quella di regalare una camicia a tutti gli argentini, ed ebbe un grandissimo successo perché tutti potevano mettersi qualcosa addosso, diciamo, parliamo delle classi meno abbienti. Quanto alla figura poi di Perón, è una figura estremamente ambigua perché in tempi non sospetti approfitta di una situazione che aveva ereditato dal suo predecessore, che era un legame estremamente stretto con la Germania dell'epoca, perché praticamente nell'Argentina finiscono tutti i fuoriusciti della Germania, e soprattutto quelli che gli alleati cercavano come criminali di guerra, e parliamo di qualche decina di migliaia. Addirittura nella zona dell'Argentina si creano delle facendas, delle aree, migliaia di ettari, dove vengono praticamente raccolte tutte queste persone, e si crea una sorta di cittadinanza in lingua tedesca, e rimangono all'interno, rifugiati all'interno tutti quelli che saranno poi individuati e portati in Europa per essere processati, per esempio Eichmann, che è l'inventore del genocidio delle popolazioni europee. Eichmann fu trovato in Argentina e fu portato a Israele, processato e quindi condannato, ma quello che non si sa invece è della moglie di Perón, ed è una figura estremamente interessante, una bella donna sicuramente, ma di una capacità organizzativa particolare, perché è lei che organizza la tratta praticamente dei criminali nazisti. Ci sono dei buoni libri, La via dei ratti o La via dei conventi. Allora la Chiesa Cattolica si adoperò attivamente a trasferire da un convento all'altro tutti questi criminali nazisti, e addirittura c'è un libro dove è stata trovata viene pubblicata una documentazione che è stata trovata, dove i criminali nazisti venivano fotografati, veniva fatta un lasciapassare della Croce Rossa Internazionale, ovviamente falso, veniva cambiato il nome, e prima di cambiare il nome venivano ribattezzati o battezzati. Tra questi c'è Mengele, c'è Eichmann, ce ne sono molti altri, e rimangono celati nei vari conventi. Quando arriva il punto di partenza, di imbarco, era Genova, su navi ovviamente gestite da Evita Perón, che poi provvede a trasportare, ovviamente dietro l'autopagamento, queste persone che vanno da Genova fino in Argentina.
la Santa Sede era a conoscenza. Uno di questi personaggi è il presidente della Croazia, Ante Pavelić, che viene ricercato dagli americani perché è responsabile di 1 milione di morti in Croazia. Erano praticamente cittadini di religione cristiano-ortodossa, e quindi vanno in Vaticano, chiedono la consegna del personaggio, e questo non viene consegnato perché non è conosciuto dalla Santa Sede. In realtà era rifugiato all'interno della sede vaticana. Addirittura per fare queste operazioni, allora Pio XII mise a disposizione circa 15 milioni dell'epoca per agevolare il trasporto e il rifugio di queste persone. Ma Ante Pavelić aveva preventivamente mandato circa 15 casse, le dimensioni non si conoscono, piene d'oro per agevolare la sua fuoriuscita in Argentina. E in Argentina ci rimase fino alla fine che quando morì Perón. Allora si rifugiò in Spagna, dove c'era Francisco Franco, e ci rimase fino al 59. Nel 59 fu preso da ormai era malato gravemente, e chiese alla dispensa papale, e Giovanni XXIII, nonostante questo signore avesse la modica cifra di 1 milione di morti nella coscienza, gli diede la soluzione plenaria. Quindi siamo nel 59 e morì, e secondo le regole cristiane andò in paradiso. Certo. Balestino, vuole aggiungere qualcos'altro o No, è sufficiente così? Diciamo che la ricostruzione storica fatta dal professore poco fa mi ha illuminato su parecchi aspetti che non conoscevo di questa vicenda, anche se il legittimo sospetto che ci fossero state delle connivenze, delle complicità di vario livello, insomma, era abbastanza noto, ma che fossero così anche documentate. Lei ha citato dei libri, per esempio, insomma, sì, la via dei Rappi, immagino che siano quindi libri dove ci sono dei citazioni. Ma c'è praticamente ogni figura, che è stata una buona parte di questi personaggi più importanti, vengono pubblicati con fotografie e tutta la documentazione, perché hanno trovato poi questo archivio e quindi è stato pubblicato. Sarebbe curioso il viaggio storico di Evita in Città del Vaticano e poi in Spagna, certo, che fu criticato proprio perché andava a raccogliere quelli che erano i soldi e sistemare quella che era la raccolta dei soldi che avevano effettuato. Certo, ma ecco, un altro personaggio che si adoperò moltissimo a quell'epoca era Giulio Andreotti, e questo meravigliò molto De Gasperi, perché lo lasciò un po' sbalordito, questo giovane, allora aveva 26 anni, che si muoveva attivamente in questo tipo di aiuto per riuscire a consegnare documenti falsificati a questi personaggi e ovviamente ospitarli in località. La ragione di Stato spesso ha calpestato. Non è ragione di Stato. Perón venne in esilio in Italia. Noi sì? Ah sì, però noi offrimmo, dopo il colpo di Stato. Esatto, dopo il colpo di Stato offrimmo esilio politico, però chissà perché. Attenzione, un altro amico di Perón era Licio Gelli, che era ovviamente la via, diciamo, il collegamento tra Perón e Andreotti. E adesso parliamo invece della scomparsa di Louis Armstrong. Sentiamo. 6 luglio 1971. Muore a New Orleans Louis Armstrong, il più famoso musicista jazz del XX secolo. Carismatico e innovativo, la sua personalità fa sì che il jazz, dapprima chiuso nei ghetti neri, diventi la colonna sonora di intere generazioni. Nel 1924 si trasferisce a New York, la città che ha più amato, e comincia a suonare la tromba. Il successo è immediato. Armstrong suona e canta con tutti i musicisti più famosi, Jimmy Rogers, Bing Crosby, Duke Ellington e soprattutto Ella Fitzgerald. Tra le canzoni più conosciute, Stardust, When the Saints Go Marching In e What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Allora Panfilio, abbiamo sentito una canzone, penso che ognuno di noi abbia dei ricordi legati a questo brano di Louis Armstrong. Un mondo meraviglioso, ma è ancora un mondo meraviglioso. Visto che questa sera poi ci troveremo tra poco a parlare di migrazioni, certo. Dopo parleremo anche di banche. Quindi. Innanzitutto direi dire che rispetto all'artista non è morto, non muore mai un artista, lascia il segno e questo ce ne accorgiamo. E quasi non ci accorgiamo che la pelle è scura però. Allora io dico, qual è il meccanismo per cui oggi l'imbarbarimento delle anime porta a usare toni così offensivi a della gente che ha la pelle nera come questo personaggio? Io vorrei sapere perché. Certo, Balestriero. Ma penso che l'arte sia poi alla fine lo strumento, il modo attraverso cui ci riconciliamo con il mondo, no? E lo stupore attraverso una canzone, attraverso gli occhi di un artista come Louis Armstrong, che nonostante le vicissitudini che sono immaginabili per esempio per le motivazioni razziali che sicuramente avrà vissuto in periodi storici forse ancora più difficili di quelli odierni, nonostante questo l'approccio, il modo, al di là del testo, ma anche nel modo con cui canta questa canzone, mi ha fatto sicuramente emergere il contrasto tra ciò che abbiamo poco fa detto, parlando di vicende dei nostri e dell'essere umano, e la capacità innata, nonostante tutto, di guardare al mondo ancora con questo stupore e quindi con sentimento, con amore e con la convinzione che ci sia posto per un mondo migliore, quindi per una speranza. E sono convinto che l'essere umano abbia la possibilità di poterla realizzare questa speranza, e di realizzarla anche nel concreto, superando anche tutte quelle miserie, quelle meschinità nelle quali viviamo oggi, nonostante tutto, con le grandi forze che abbiamo visto essere, come dire, tra virgolette, del male, che sembrano sopraffarci tutti i giorni, insomma. Ecco. Manzolini.
Sono osservazioni pregevoli quelle che sono state dette e sono le riflessioni, diciamo anche se vogliamo evangeliche. Poi rimane sempre il punto interrogativo perché facciamo fatica a vivere addirittura in famiglia oggi, no? Si fatica a vivere fra fratelli, si litiga fra fratelli su un'eredità, per dire. Quindi io dico sempre che quando una cosa succede nel mio giardino, molto probabilmente fuori è ancora più vasta quello che è la situazione. Cosa dire? Diciamo che gli Stati Uniti sono quelli che prima di tutti hanno sentito il problema del razzismo, perché è la nascita di un popolo facendo decimazione e annientando il popolo autoctono che c'era, insomma. È significativo, diciamo, la festa del ringraziamento che loro fanno, il Thanksgiving Day, che è la festa del ringraziamento, ma cioè qual è? I pellegrini del Mayflower, diciamo così, quelli che vengono da fuori, che ringraziano i nativi perché gli hanno insegnato a coltivare i tuberi, gli hanno dato la frutta, gli hanno fatti vivere dopo quella che è stata la grande traversata. Però è un interrogativo questo che noi ci dobbiamo porre, se c'è dell'ipocrisia dietro a questa cosa, ed è un interrogativo che ci dobbiamo porre anche perché stiamo vivendo la stessa situazione. Mi spiego? Quella che è stata un'immigrazione calcolata verso quelle che erano le nuove terre dove c'era la ricchezza, dove c'era tutto, e l'annientamento di un popolo attraverso poi tutto, è inutile che andiamo, però diciamo, facciamo un punto su queste cose, su quelli che sono i problemi razziali che nascono nella quotidianità, nascono su quello che può essere poi l'esigenza del mestiere difficile di vivere, perché è un mestiere difficile di vivere. È razzismo o è qualcos'altro? Perché un giocatore dell'NBA, un giocatore di calcio di colore, non viene trattato alla stessa maniera? E ha lo stesso colore di pelle? Allora possiamo parlare anzi spesso sono degli idoli. Io direi di più, perché lei parla di giocatori, ma io parlo di soldati addirittura. Quando li mandavano al fronte, che fossero bianchi o che fossero neri in Vietnam, e poi cerchiamo anche sempre di capire perché sono profondamente razzisti gli Stati Uniti, c'è poco da fare. Io mi ricordo che ero piccolo, guardavamo la televisione, era ancora in bianco e nero, e vedevamo gli scontri razziali negli Stati Uniti, e dice, ma guarda che roba, e dico, ma adesso capisco, cioè noi non avevamo quel problema, non potevamo capire cos'era, ma li avremo, perché anche se non li inizieremo noi, li inizieranno loro, perché si sentono discriminati, perché quello che succede a Cona, lei lo sa bene, o quello che succede a Bagnoli, o succede a Agna, o succede da altre parti, non esistono, non esiste nella logica di quello che noi spacciamo per il concetto di accoglienza. Ma come facciamo a parlare di accoglienza con questi sistemi? Cioè, l'accoglienza è tutt'altra cosa, ha un significato completamente diverso. Quindi cerchiamo di non essere ipocriti. Io ho apprezzo molto il discorso che è stato fatto, ma si scontra poi con quello che è la quotidianità del vivere che noi tutti abbiamo. Professor Case. Ma su Louis Armstrong penso che nessuno seppe cantare così bene senza voce. È una cosa magica. E soprattutto una cosa altrettanto strana, perché è una delle arti più in voga oggi, più usata, il jazz, no? E nasce da una schiavitù. Questa popolazione che non ha altra libertà se non quella di cantare mentre lavora, è un lavoro da schiavi, però trova il sistema per esprimere la propria tristezza, il proprio senso di abbandono, la propria peraltro anche vicinanza tra di loro, si sentono collegati attraverso il canto e nasce il jazz. Poi il jazz fu, diciamo,
immortalato da Gershwin, quindi un bianco ebreo, e divenne la musica ufficiale degli Stati Uniti, fu la musica dell'America il jazz, ma in realtà era la musica negra. Quello che si dice appunto sul razzismo, l'America è razzista, però riesce anche a produrre un presidente negro, cioè la contraddizione degli Stati Uniti, ed è una contraddizione molto, molto interessante, perché riesce ogni tanto, gli Stati Uniti riescono a sbalordire, mentre noi europei siamo molto più diciamo razzisti duri, nel senso che non vogliamo cambiare la nostra opinione e consideriamo comunque queste persone che arrivano come persone di serie B. Diciamo, io mi sono sempre chiesto una cosa: ma gli americani sono sinceri o ce la danno da bere? Perché io non li ho mai visti come schietti come siamo noi. Ad esempio, loro sono molto amichevoli, poi ognuno per i fatti propri. Sono quelli che hanno inventato Hollywood, sono quelli che ci raccontano le storie, sono quelli che hanno inventato il marketing, e io ci andrei piano. È vero, noi siamo molto diversi, noi siamo le radici, sì. Facciamo fatica ad agglomerarci dentro un crogiuolo di etnie, perché è un crogiuolo di etnie che ha messo insieme un grande Stato, perché per carità io non discuto sui principi, i valori della Costituzione degli Stati Uniti, però mi domando sempre se sono sinceri. Ho sempre dei dubbi, perché le cose le fanno bene, molto bene. Ma allora la differenza sta sul fatto che l'America non ha storia. Noi ci portiamo dietro invece una storia praticamente millenaria, e quindi ci portiamo dietro tutti i sistemi medievali, e a distruggere, a annientare questi sistemi medievali che finiscono con la prima guerra mondiale. Gli americani ci mettono del proprio, ci mandano circa 2 milioni di soldati, e se non ci fossero stati gli americani alla fine della prima guerra mondiale, anche se non si dice, la guerra avrebbe avuto un esito completamente diverso. E gli americani non hanno una storia, e soprattutto è una nazione strana e magica, perché ci sono almeno 100 etnie diverse, italiani, francesi, negri, piuttosto che africani, inglesi, eccetera, cinesi, che concorrono a fare una nazione che, se fosse l'Italia, sarebbe già distrutta. No, e invece loro riescono a stare insieme sulla base di principi che si sono inventati, e che naturalmente sono principi che scavalcano completamente la nostra storia. Cioè l'uomo ha diritto di essere felice, questo è il principio. Ma credo ci sia anche una componente religiosa che non è secondaria, cioè il fatto della storia. Diciamo che la religione purtroppo è una tradizione mitteleuropea. No, nel senso che proprio loro hanno una impostazione, una matrice che è meno cattolica, è più protestante, e come molti paesi anglosassoni hanno un approccio che non è mediato con l'aldilà, e questo secondo me toglie infrastrutture, per esempio, e questo li rende per esempio più pragmatici sotto tanti punti di vista, no? E poi questo si può tradurre anche per esempio in una maggiore efficienza che spesso noi invidiamo, mentre noi abbiamo una serie di sovrastrutture per le quali ogni cosa la dobbiamo vedere alla rovescia, dritta, dobbiamo accontentare probabilmente tutti, la nostra capacità di mediazione, diciamo così, è intrinseca, ma diventa bizantinismo spesso, non ottenendo poi i risultati invece che paesi evoluti come i nostri dovrebbero ottenere. È una comunità giovane rispetto alla nostra, l'ha detto bene il professor Cassa. Noi siamo vecchi.
e loro sono quelli che hanno fatto un passo più avanti e sono riusciti a mettere insieme il melting pot, chiamiamolo così. Sì, con grosse contraddizioni, ma sono più pragmatici, ma soprattutto... Però ecco, cos'è che li ha messi insieme? Questa è la domanda. Forse un progetto che diceva il professor Casen, no? Il diritto alla felicità. Sì, e viene questo scritto, è un aspetto non di secondaria importanza. Sì, ed è completamente diverso dal nostro. Una organizzazione che praticamente non accetta l'ideologia e non accetta la fede, che sono due fattori che in Europa invece hanno scatenato tutte le guerre. La fede con le grandi crociate e la guerra dei 100 anni, e l'ideologia poi successivamente, quando arriva il comunismo e il nazismo, hanno distrutto l'Europa. Questo è l'American Dream in pratica. Certo. Che cosa puoi fare tu per migliorare questo, no? Le parole di John Fitzgerald Kennedy. Allora andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito e entreremo nel merito del tema della prima parte della nostra trasmissione, dunque quello relativo alle migrazioni, l'Europa, l'Italia, quello che sta succedendo in questi giorni. A tra poco, dopo la pubblicità.